Accordo Save Ryanair, rilancio per gli aeroporti del nord-est, a fare la parte del Leone Treviso, 45 rotte per il Canova che diventa la 15ª base d'Italia, riapertura il 30 marzo, il sindaco Conte, così Treviso torna a volare. Soddisfatti i sindacati e Confartigianato per le ricadute sull'occupazione e sull'indotto, frena il comitato no aeroporto, attenzione, manca il parere favorevole della Commissione Via. In 24 ore 22 decessi nella Marca, ma curva del contagio in calo. Il governo ci ripensi, lo stop allo spostamento tra comuni in quei 3 giorni è una bestialità scientifica, è il monito di Zaia. Pioggia di disdette alle agenzie di viaggi dopo il nuovo DPCM, quasi 1000 in 24 ore per una realtà di Arcade, la proposta della categoria. Dopo l'epifania, tamponi sui pullman per ripartire. Arriva la temuta ondata di maltempo in Veneto, attenzione massima per piogge, forte vento, neve in montagna, allerta rossa per il bacino del Piave pedemontano e nel Bellunese, scuole chiuse in tutta la provincia montana. Folla commossa nel Duomo di Montebelluna per i funerali di Remo Sannagiotto, il mondo della politica per l'ultimo saluto dal governatore Zaia, Raffaele Fitto, presente anche Galan. I carabinieri di Castelfranco individuano e denunciano 3 diciottenni che la notte di Halloween si erano resi protagonisti di un atto vandalico molto pericoloso. Arrivati i primi vostri video in redazione, da stasera comincia la carrellata delle natività con la nostra rubrica Il tuo presepe. Buonasera e dunque partiamo con quella che è la notizia della giornata, avete sentito nei titoli, il rilancio dell'aeroporto trevigiano con l'accordo presentato oggi da Ryanair e Save, diventa di fatto Treviso l'hub principale proprio della compagnia, ma sentiamo i dettagli. Open a 2-aircraft base in Treviso. We'll have 45 routes, 18 new destinations. È Eddie Wilson in persona, amministratore delegato di Ryanair, a scandire date e cifre di quella che sembra una vera e propria rinascita per il Canova a partire dal 30 marzo. Parla di fiducia Mr. Wilson guardando al vaccino anti-Covid e alle attese di ripartenza per il mercato internazionale nel turismo come nel business. Per lo scalo trevigiano, inesorabilmente vuoto da mesi, parliamo di 45 rotte, 6 nazionali, 39 internazionali. Di queste 18 nuove di zecca verso Tel Aviv, Salonicco, Alicante, Francoforte, Alghero, solo per citarne alcune. Ma lo scarto sta nel nuovo ruolo del Canova, che diventa la 15ª base in Italia del colosso volante, punto di riferimento a nord-est. Questo significa 2 aeromobili di base, 60 dipendenti stanziali, una promozione che Treviso aspettava dal primo volo Ryanair del 1998. Una volta a regime il nuovo piano porterà 3 milioni di passeggeri nei 3 aeroporti del sistema Veneto con Venezia e Verona, ma Treviso farà la parte del Leone, 45 rotte appunto su 60 complessive parleranno trevigiano. Con questo accordo noi ci assicuriamo una grande capacità in termini di numero di posti, di destinazioni, di servizi. Di un cantiere per il futuro parla il sindaco Mario Conte, che lancia il cuore oltre l'ostacolo guardando anche alle Olimpiadi 2026. Oggi è una giornata davvero importante per la città di Treviso, è emozionante perché in un momento caratterizzato dalla pandemia, dalle restrizioni, dal lockdown, noi stiamo progettando e costruendo quello che sarà un futuro glorioso per la nostra città e per il nostro territorio. Primo cittadino che ricorda la partita ancora aperta sul master plan d'area e il monitoraggio ambientale portato avanti con Save, partita che Conte rilancia. Non ci resta, come dicevo prima, che prendere il volo insieme alla nostra comunità e alla nostra città. E allora questo annuncio è di fatto una boccata d'ossigeno per i tanti lavoratori ancora con il fiato sospeso, però attenzione perché il comitato no aeroporto frena e dice manca ancora il parere appunto della Commissione Via. Sono in tanti ad esultare oggi e ad intravedere finalmente nell'accordo raggiunto tra Save e Ryanair la prima buona notizia di questo Natale così difficile. La soddisfazione è stata espressa prima di tutto per i lavoratori. È un ottimo regalo, però è un regalo che ci siamo guadagnati portando avanti una battaglia di sensibilizzazione delle istituzioni, dei cittadini sulle condizioni di un settore che effettivamente aveva
delle potenzialità e ha delle potenzialità per tutto il territorio trevigiano. Era il 4 novembre scorso, l'ultimo incontro dei sindacati con Save. In quella sede seguì anche quello con gli assessori Donazzana e Caner per pianificare un'eventuale riqualificazione degli oltre 700 lavoratori coinvolti. Soddisfatto anche il segretario generale della CISL Belluno Treviso, Massimiliano Paglini, per il quale il progetto rappresenta un'ulteriore certezza della reale riapertura dello scalo trevigiano e della sua importanza per l'economia del territorio. Aggiunge un tassello al puzzle delle prime reazioni a caldo a poche ore dall'annuncio anche il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano Sartor, che parla di infrastruttura strategica per lo sviluppo dell'economia anche nell'ambito di un sistema di trasporti integrati che connetta Treviso, Belluno e il Veneto. Significa che il nostro territorio si sta preparando ad essere più, competitivo ed avere dei servizi migliori per ricevere le presenze turistiche, le presenze di lavoro e i collegamenti con altri territori. A smorzare i toni entusiastici oggi il comitato No Aeroporto, che ha ricordato come manchi ancora l'appello e lascia passare della Commissione Via del Ministero dell'Ambiente, che dovrà valutare l'impatto ambientale del master plan. Tutto deve essere concordato, tutto deve essere stabilito, deve essere emesso un parere, perché la nuova Commissione Via nazionale sta valutando il progetto che è stato presentato. Quindi tutto è ancora in essere. Siamo ai dati dell'epidemia da coronavirus, andiamo un po' a vedere come sta andando, continua a correre ovviamente come vi stiamo raccontando in questi giorni. In Veneto nelle ultime 24 ore sono 3.635 nuovi positivi e nella Marca oggi i nuovi casi di infezione sono 670. Continua a rimanere pesante anche il dato dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono morte in Veneto altre 75 persone, 22 delle quali nella sola provincia di Treviso. 11 erano ricoverati in ospedale e hanno un'età compresa tra i 54 e i 90 anni, gli altri 11 erano ospiti di case di riposo. 2.729 ricoverati in area non critica, 8 in più di ieri, 338 in terapia intensiva, 2 in più di ieri. Sui dati è tornato ovviamente oggi anche il governatore Zaia, che però ha voluto ribadire la sua idea in merito al nuovo DPCM che vieta gli spostamenti nei giorni delle festività. Sentiamo. Abbiamo passato la soglia dei 4.065 più 83. Nei numeri diffusi dal presidente Zaia, quello peggiore riguarda i decessi, che ha superato quota 4.000. Il governatore però evidenzia una curva con una tendenza in calo. La curva dà una tendenza in calo. Andando nello specifico, piega su Belluno, piega su Padova, piega su Treviso, su Venezia mantiene un trend, se anche poco aggressivo, ma di crescita, piega su Vicenza, piega su Verona ed è, in tendenza a piegare su Rovigo. In Venezia resta ancora con una timida crescita. Per questo Zaia torna ad appellarsi al senso di responsabilità dei cittadini. Commentando poi le nuove restrizioni del DPCM, il presidente auspica un ripensamento da parte del governo. Se è vero che comunque le restrizioni, alcune regole ci servono, è altrettanto vero che da un punto di vista epidemiologico, sanitario, la chiusura dei confini comunali in questi 3 giorni non ha una ratio sostenibile. Mi fa piacere che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, dopo di me, abbia detto le stesse robe. E allora, siccome fino a prima dicevo cazzate, io voglio vedere se qualcuno dice che adesso siamo in 2 a dire cazzate. Dire oggi che da un punto di vista sanitario, il rischio sanitario della chiusura di un comune di poche centinaia di abitanti o di 1.000-2.000 abitanti quei giorni sia uguale a quello della chiusura dei confini comunali di un comune di 3 milioni di abitanti come Roma, piuttosto 2 milioni come Milano, piuttosto che tanti capoluoghi di regione che vanno oltre i 200-300 mila e su abitanti, e vuol dire scientificamente una bestialità. Spero veramente in un ravvedimento del governo. Non è vero che non si possa prendere in mano questa situazione. Alla luce anche di quello che dice il CTS,
Nel frattempo la Svizzera inserisce Veneto, Emilia e Friuli Venezia Giulia nella lista rossa, vietandone dunque l'ingresso. Il governatore Zaia commenta: se io fossi lo Stato interverrei. Pochissimi secondi di pubblicità, tra poco. Allora noi ripartiamo proprio da Porto Buffolè, che è il comune più piccolo della Marca. I cittadini dicono: ci sentiamo in prigione. I cittadini di Roma, i cittadini di Treviso hanno un territorio molto vasto e quindi possono muoversi. Qua a Porto Buffolè, con un territorio piccolo così, veramente non andiamo da nessuna parte. E quello che mi dà fastidio è che oggi si sta votando in Parlamento l'apertura dei porti, quindi è più importante che venga fuori la gente dal resto del mondo, che possono circolare liberalmente, e i nostri cittadini li teniamo chiusi, peggio di essere in prigione. Un Natale in prigione, questa è l'espressione usata dal sindaco del più piccolo comune della Marca, sia per popolazione circa 750 abitanti che per territorio 5 km quadrati, comune peraltro che gravita economicamente e affettivamente con il vicino Friuli. Lo stesso sindaco ha parenti a Prata di Pordenone. Devono farci spostare almeno di un raggio di 30-40 km, in modo da poter andare a trovare i propri cari nelle feste natalizie. È Natale per tutti, per i grandi come per i piccoli. Assolutamente sì. E questa è la storia di tanti piccoli comuni in Veneto, 39 sotto i 1000 abitanti, da Foggia sull'altopiano a Zoppè di Cadore, passando per la padovana Barbona o Cande in Polesine, tanto che la fondazione Think Tank del Nord-Est chiede di valutare delle deroghe per i piccoli municipi, dove il rischio di un Natale triste è più concreto. Avendo anche meno servizi, che non ci sono tutti giustamente, perché appunto il paese è quello che è, se uno ha bisogno deve comunque spostarsi e tutto è indispensabile adesso. Noi siamo piccoli, quindi non vedo neanche perché uno non può spostarsi, andare a trovare i suoi cari, i suoi familiari. È una questione di umanità. Ma qui a Porto Buffolè, in uno dei borghi più belli d'Italia, per qualcuno sarà un Natale di lavoro e speranza. Luca Giuliana sta realizzando il suo sogno, un'enoteca da aprire con il nuovo anno. Siamo qua, pronti e carichi, perché noi non molliamo. E la pandemia non vi spaventa? Ma neanche un po', non esiste. Noi continuiamo a lottare e non ci arrendiamo mai. E non mollano neanche loro, i lavoratori delle agenzie di viaggio che stanno ricevendo decine di migliaia di disdette in tutto il Veneto. Siamo andati ad Arcade. L'ultimo DPCM del governo ferma anche i viaggi e se i proprietari di seconde case stanno ipotizzando la fuga prima del 20 per arginare il divieto degli spostamenti, chi aveva prenotato un viaggio è stato costretto a disdirlo. I numeri sono pesanti. Ad Arcade l'agenzia Lival Vacanze Pullman De Marchi, specializzata in crocieristica e viaggi di linea, ha sfiorato il migliaio nelle ultime 48 ore. Noi abbiamo i nostri pullman, però molte volte abbiamo anche altre persone che lavorano con noi. A dicembre dell'anno scorso, per dire, abbiamo noleggiato 42 pullman di altre aziende oltre i nostri, per cui tutto un circuito che da un punto di vista quantificativo è altissimo. A giugno, a sorpresa, le agenzie di viaggio avevano lavorato bene, spiega Romina. La categoria era preparata a questo DPCM natalizio, soprattutto nei divieti di spostamento tra le regioni. Chi invece è stato colto di sorpresa da questo blocco è stato tutto il settore della crocieristica. Era una forma di turismo, una delle poche che era rimasta in piedi, diciamo, e che rispettava protocolli sanitari ben definiti. Magari alcuni di voi non sanno che prima di imbarcarsi veniva fatto il tampone gratuito a tutti i passeggeri. Sulle disdette pesa la quarantena imposta per chi torna dall'estero, ma anche la chiusura di molti alberghi che solitamente aderivano ai pacchetti vacanze. La categoria sta preparando in accordo con le associazioni un protocollo per offrire il tampone ai clienti che salgano sul pullman. Il tentativo, questo, di andare oltre il Natale e guardare già alla primavera, con la speranza di chi ha deciso che non può e non deve mollare. Andiamo a Montebelluna, si sono svolti nel Duomo i funerali di Remo Sernagiotto, il 65enne da tempo malato di cuore, dopo diversi giorni passati in uno stato comatoso a seguito di un arresto cardiaco, è deceduto domenica al Cafoncello. Tante le persone che sono arrivate per salutarlo. Era preannunciato, nonostante il maltempo, che ad attendere per un ultimo saluto a Remo Sernagiotto ci fosse una folla commossa. Così è stato.
400 persone nel Duomo cittadino, distribuite secondo le norme anti-Covid, dai semplici cittadini alle personalità della politica, dal governatore Luca Zaia all'ex sindaco Marzio Favero, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, all'europarlamentare Raffaele Fitto. Presente anche l'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan. Un evento improvviso che ha lasciato sconcerto, incredulità e dolore alla famiglia e agli amici, ha detto Don Antonio Genovese, prevosto del Duomo di Montebelluna. Lo ricordiamo per il primo suo grande affetto, il suo grande amore, la sua famiglia, la sua sposa, i figli, il piccolo Vittorio. Poi il suo sorriso, il suo ottimismo colpivano, il desiderio di risolvere i problemi, l'impegno del fare, non solo del dire. La moglie Maurizia e i figli Gloria e Gregorio, nonostante il grande dolore, hanno infine preso la parola. Ricordatelo con un sorriso che non mancava mai per nessuno, anche davanti a qualche difficoltà. Pensate a lui che diceva coraggio, che la vita è meravigliosa. E se c'è un problema bisogna affrontarlo. Ti ho amato di un amore così grande e unico che non si può spiegare. C'eri sempre per tutti, non sapevi dire di no a nessuno, nemmeno a chi qualche no se lo sarebbe meritato. Perché tu eri un'anima buona, eri un puro, un generoso, hai lottato come un leone tutta la vita. Ora è tempo di riposare. Stai tranquillo papà, qui ci penso io. Una persona schietta, sincera, leale, una persona che sicuramente rappresenta e ha rappresentato, continuerà a rappresentare per questo territorio e per tanti amici un punto di riferimento. La cosa più significativa, quella che ci ha insegnato, quella che il gruppo politico che lavorava con lui e che ha manifestato sempre anche nel suo lavoro politico, è una frase che mi ritorna, che secondo Remo la dignità degli ultimi passa attraverso il lavoro. È dedicato al prossimo anche l'ultimo gesto di generosità, con la donazione delle cornee. I carabinieri di Castelfranco individuano e denunciano 3 diciottenni che la notte di Halloween si sono resi protagonisti di un atto vandalico molto pericoloso. Uno scherzo sconsiderato e pericolosissimo, 5 cartelli stradali completamente piegati, tra questi un divieto d'accesso, un attraversamento pedonale e la segnalazione di una rotatoria. Conseguenze che sul traffico e la sicurezza di auto e pedoni potevano essere molto pesanti. Il blitz a Castelfranco, nelle vie Col di Lana, Montegrappa e Pietro Damini, la notte di Halloween, ad opera di 3 ragazzi giovanissimi, gli stessi che i carabinieri hanno individuato e ora denunciato. Si tratta di diciottenni già conosciuti alla giustizia. I 3 sono stati identificati dai militari dell'Arma attraverso l'esame della videosorveglianza comunale e le dichiarazioni di persone che si sono trovate a passare mentre si stava consumando l'assurdo danneggiamento, che ha peraltro costretto il comune a ripristinare in tempo la segnaletica per evitare spiacevoli conseguenze. Anche per questo il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, si è complimentato con gli uomini dell'Arma che hanno chiuso l'indagine e scovato gli autori. Parliamo di maltempo adesso. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità valido fino alla mezzanotte di domenica che eleva il livello di allerta a rosso nel bacino del Piave Pedemontano tra le province di Belluno e Treviso a partire dalle 14 di domani 5 dicembre fino alla mezzanotte di domenica. Prima è da considerarsi preallarme. Le precipitazioni più consistenti saranno concentrate dunque nella giornata di domani e nelle 48 ore comprese tra il pomeriggio di oggi e quello di domenica 6 dicembre. La Protezione Civile raccomanda in tutta la provincia di Belluno e nella parte nord di Treviso di evitare gli spostamenti se non per ragioni di necessità e di non sostare su ponti, argini, in prossimità di siti franosi o in prossimità di elementi facilmente abbattibili dal vento. Ed ora sentiamo il colonnello Iannicelli appunto per gli aggiornamenti sul meteo del weekend. La configurazione barica, cioè quello che determina il tempo e la distribuzione della pressione, in questo momento è critica.
perché blocca i sistemi perturbati proprio su di noi. Normalmente le perturbazioni scorrono verso est, lasciano la nostra penisola, e in questo momento, nei prossimi giorni, invece si fermeranno purtroppo su di noi, scaricheranno sui stessi territori, in modo particolare sul nord-est, tutto il loro carico di precipitazione e quindi di tempo perturbato. Quindi, presto detto, sabato e domenica, precipitazioni continue, cielo coperto, precipitazioni abbondantissime anche di neve, ma oltre i 1000 metri, precipitazioni che continueranno nella giornata del lunedì e poi il resto della settimana in modo più variabile, quindi avremo anche qualche spazio di sereno, ma non certo tempo stabile, quindi una settimana all'insegna dell'instabilità. Con questa situazione i venti sono deboli, ma con qualche rinforzo anche intenso dai quadranti meridionali di scirocco. Questo provoca temperature alte, ma anche condizioni favorevoli all'acqua alta a Venezia, ma lì con il Mose in qualche modo si è risolto il problema. Per quanto riguarda quindi le temperature nei valori minimi 8, 9, 10, 11 gradi anche, valori massimi 12, 13, 14 gradi, anche se poi la prossima settimana i valori minimi tenderanno a diminuire. Per finire, come se non bastasse, l'Alta Adriatica è previsto molto mosso, addirittura agitato. È tutto. Ora siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. Torniamo a parlare di maltempo, ovviamente, in apertura della pagina del Bellunese. In relazione all'allerta rossa, la prefettura di Belluno ha disposto per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Tenuto conto del peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso nelle prossime ore, il prefetto invita la popolazione ad evitare spostamenti laddove non strettamente necessari, e proprio in questi minuti la Protezione Civile sta valutando con alcuni sindaci dell'Agordino eventuali evacuazioni a scopo precauzionale, secondo quanto previsto dal piano valanghe definito dalla Regione a seguito di Vaia. Sempre per il forte maltempo previsto, l'ULSS Dolomiti comunica che è sospesa l'operatività di tutti i drive-in tamponi della provincia di Belluno dalla mezzanotte di oggi alle 7 di lunedì 7 dicembre 2020. Ed ora andiamo in prefettura, lavori di ammodernamento della strada 51 Alemagna in vista dei mondiali 2021. 4 interdittive antimafia sono state emesse nei confronti di altrettante imprese di costruzione. La legalità prima di ogni cosa, perché salvaguardare il tessuto economico di un territorio sano quale è stato finora il bellunese è fondamentale rispetto agli appetiti che le grandi opere strutturali in corso e future per i mondiali 2021 e per le Olimpiadi 2026 possono avere già stimolato. Sono 4 le interdittive antimafia emesse nei confronti di altrettante imprese operanti nel bellunese, 2 delle quali con sede a Mantova e a Napoli, impegnate nei lavori di ammodernamento della 51 di Alemagna. Alla loro individuazione è giunto il gruppo interforze antimafia provinciale coordinato dalla prefettura e di cui fanno parte le forze di polizia e la direzione investigativa antimafia, alla continua verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro. L'attività che si svolge è un'attività che non ha una connotazione meramente burocratica, non è un formalismo, ma serve nella sostanza a tenere, il territorio della provincia di Belluno nella sua integrità. A Palazzo dei Rettori stamani il sigillo sul piano per la legalità l'hanno apposto la prefetto Cogode e il commissario per i mondiali 2021 Valerio Toniolo, alla presenza del presidente della provincia Roberto Padrin. È un protocollo che ovviamente ha un obiettivo specifico, che è quello di prevenire possibili ingerenze da parte di ditte controindicate o comunque della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere. Lo strumento si avvale di una nuova piattaforma informatica avviata con il ruolo attivo della provincia di Belluno. La struttura commissariale ha messo a disposizione una piattaforma digitale, si chiama Open Cortina, tutto il database verranno evidentemente identificati contratti di lavoro, servizi, forniture, allo scopo di un controllo. Una sinergia reale tra le istituzioni, enti e forze di polizia, valore aggiunto che l'organizzazione dei mondiali ha realizzato nell'ottica della sicurezza, della trasparenza e della legalità. Fai un regalo alla tua città e dunque sostieni i negozi di vicinato. Anche Confcommercio Belluno appoggia la campagna lanciata a livello regionale.
La prima lama ha sollevato il pelo, la seconda sta rischiando di reciderlo definitivamente. Traslare uno slogan potrebbe apparire operazione cinica in questo momento, ma la pandemia non sta concedendo sconti, non alle persone che hanno perso la vita in questi mesi, non al commercio messo a dura prova durante il lockdown e azzoppato nella seconda ondata. Dobbiamo mediare fra la salute delle persone e la salute dell'economia, ha detto oggi il presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, ma ci vuole buonsenso, quello stesso buonsenso che il settore chiede ai consumatori invitati a stringere un patto sociale con le attività aperte. Perché patto sociale? Perché se si riesce a poter far vivere, e guardate che qui veramente c'è la possibilità concreta che molte di queste attività debbano interrompersi per mancanza di risorse, noi dobbiamo veramente pensare al dopo, a una ripartenza forte. La campagna regionale Fai un regalo alla tua città, sostieni con i tuoi acquisti i negozi vicino a te, parte anche nel Bellunese nelle giornate dello shopping per antonomasia a ridosso del Natale, perché mai come ora è di vitale importanza riconoscere e sostenere gli esercizi di vicinato. Questi negozi, bar, ristoranti, servizi, pur tra mille difficoltà si sono messi in regola dal punto di vista sanitario, e tenete presente che molte volte il tenere aperto non ha provocato un beneficio economico a queste attività, è stato proprio un lavoro sociale. La demografia delle imprese da giugno 2019 a giugno 2020 ha fatto registrare in provincia la chiusura di 100 negozi su un totale complessivo di 4.000. L'ufficio studi di Confcommercio ha rilevato la diminuzione della capacità di spesa di 13 punti percentuali e le novità introdotte dal DPCM entrato in vigore oggi certo non aiutano. Vorrei sapere chi va a fare un ultimo dell'anno mangiando in stanza in albergo. Io mangio a casa mia a quel punto. Chiudete, no? Date dei ristori adeguati, ma non prendiamoci in giro. Allora parte la nostra rubrica, il tuo presepe. Stasera vi facciamo vedere le creazioni di Cristian Miotto da Paese, Emma e Alice di Orsago e Giuliana di Soligo. Allora, per la rubrica Il tuo presepe vi ricordo il numero di cellulare a cui mandare dei video, ovviamente utilizzando l'applicazione di WhatsApp. Ricordate di mandare dei video di almeno 20 secondi, le riprese fatte in orizzontale. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. Ci attendono 3 giorni di forte maltempo sul nostro territorio a causa di una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 5 dicembre. Sul Veneto cielo coperto con condizioni di tempo spiccatamente instabili. Avremo infatti precipitazioni estese per tutto l'arco della giornata. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero anche essere di forte intensità. Neve abbondante sulle Alpi dai 1000 metri, venti moderati da sud-est. Temperature in aumento grazie allo scirocco, minime tra 3 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 9 e i 15 gradi all'incirca.
Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse su tutto il territorio, vedete, a tratti saranno anche molto forti. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo insieme alla situazione del Trentino Alto Adige, piogge diffuse anche a carattere di rovescio temporale sulle Dolomiti, nevicate anche al mattino in graduale attenuazione a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.